Non si è girato dall'altra parte, nemmeno ha fatto finta di niente, ha preso il telefono e ha prontamente chiamato il 113. Un cittadino agrigentino ha fornito alla polizia gli elementi utili, queste le sue parole. C'è un'autovettura sospetta che si aggira in Viale dei Giardini a San Leone e due persone che scavalcano un muretto di recinzione. Raccolta la segnalazione, sul posto sono subito arrivate le pattuglie della sezione volanti della questura di Agrigento e una del commissariato di Porto Empedocle. Gli agenti hanno notato la presenza di un uomo che corrispondeva alla descrizione dell'individuo rimasto fuori dalla villetta a fare da palo. È scattato così il primo controllo, secondo quanto ricostruisce la questura, poi è scattato l'arresto in flagranza di reato di Calogero Alessandro Sciarrabba, di 23 anni, di Agrigento. Il giovane dovrà rispondere dell'ipotesi di reato di furto aggravato in concorso e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Sciarrabba avrebbe dichiarato di essere giunto in quel posto a piedi senza fornire una valida giustificazione circa la sua presenza in quel luogo. Gli agenti hanno immediatamente proceduto alla perquisizione del veicolo, rinvenendo 2 coltelli con lama superiore a 10 cm di genere vietato, sempre secondo la nota diffusa dalla questura, e 8 biglie in vetro ed acciaio, verosimilmente in uso per rompere i vetri. I poliziotti sono poi entrati all'interno della villetta che, stando alla segnalazione del cittadino, sarebbe stata l'obiettivo del gruppo. Una volta dentro, gli agenti hanno notato una delle finestre dell'immobile forzata e tutte le stanze messe a soqquadro dagli ignoti malviventi che intanto erano riusciti a scappare. Ma l'immediata attività investigativa effettuata dalla Polizia di Stato ha consentito di identificare anche i 2 presunti complici dell'arrestato. Si tratta di GS di 32 anni e di FB di 27 anni, entrambi di Siracusa. I 2, resisi irreperibili, spiega la questura di Agrigento, sono stati denunciati in stato di libertà per furto aggravato in concorso con Sciarrabba, il quale, dopo gli adempimenti di rito su disposizione del sostituto procuratore di turno, è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. Nel corso delle indagini, dal telefono cellulare dell'arrestato sarebbero stati estrapolati numerosi fotogrammi e video di sopralluoghi effettuati in alcune abitazioni, verosimile obiettivo del gruppo dei malviventi, conclude la nota stampa della questura di Agrigento.